Alle 7.26 di mercoledì 19 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora, 31 anni fa a Via D'Amelio, a Palermo ci saranno diverse manifestazioni anche con la Presidente del Consiglio Meloni, ne parleremo e sentiremo l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, che dice i santini dei mafiosi, la loro religiosità è tutto soltanto strumentale, non c'è nulla di sostanza. Poi avremo il piacere di avere ospite in collegamento Maria Grazia Cucinotta, protagonista di un bel film importante di carattere sociale, Destini avversi. Ma è inevitabile intanto un aggiornamento sul caos a Fontanarossa. L'aeroporto di Catania è ancora chiuso, sono passati 3 giorni e non è partito neanche un volo e neanche programmato al Terminal C, quello dove era previsto una media di 2 voli l'ora in emergenza. Nulla di nulla. Stamattina, come le altre mattine, centinaia di passeggeri sono lì, lasciati soli al loro destino e che si ammassano in aerostazione. Orazio Longo. All'aeroporto Fontanarossa di Catania si prevede ancora una giornata di passione. Già dalle prime ore del mattino sono centinaia i passeggeri presenti al Terminal C. Chiedono notizie dei loro voli cancellati, di come raggiungere gli scali alternativi, Comiso quando va bene, Palermo, Trapani addirittura per i meno fortunati. Non è ancora iniziata la programmazione alternativa di emergenza, quella decisa dalle autorità competenti, annunciata lunedì e ribadita ieri, quella dei 2 voli l'ora, 2 in partenza e 2 in arrivo al Terminal C. Uno stato di emergenza causato dall'incendio che domenica ha colpito il Terminal A, quello delle partenze e degli arrivi al pianterreno, con fiamme alte che hanno distrutto i locali adiacenti alla porta est e una nube tossica che ha avvolto l'intera struttura, col conseguente panico e fuggi di passeggeri e operatori. Oggi sarebbe stata la data prevista per la riapertura dello scalo, ma dopo gli ultimi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, la SAC, la società di gestione che gestisce l'aeroporto di Catania, in una nota comunica che il Terminal A resterà al momento chiuso per consentire l'avvio delle operazioni di bonifica in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti. Autorità competenti che intanto hanno avviato una inchiesta senza indagati al momento per la Procura di Catania che non esclude del tutto la pista dolosa. A vederci chiaro vuole essere anche l'ENAC, mentre il caso finisce addirittura in Parlamento, non solo con una richiesta di informativa in aula, ma anche con una interrogazione del PD al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Chiediamo, affermano dal PD, di fornire ogni chiarimento sul caos organizzativo e gestionale dell'aeroporto di Catania, dato che l'impianto antincendio e quello antifumo non si sarebbero attivati e vogliamo chiarimenti anche sui comportamenti delle compagnie aeree. Ci sono molte cose da chiarire, ma intanto speriamo che prima o poi gli aerei tornino a partire. In giornate particolarmente calde e fastidiose come queste, oggi in diverse località si supereranno i 40 gradi. Per questo adesso al pronto soccorso è entrato in vigore anche il codice calore. Vediamo di che cosa si tratta e quali sono i sintomi per riconoscerlo. Si chiama Codice Calore ed è un percorso assistenziale preferenziale e differenziato attivo da oggi nei pronto soccorso, secondo direttive ministeriali, rivolto agli accessi nei presidi ospedalieri per malori causati proprio dagli effetti del caldo estremo. Come riconoscere allora un colpo di calore? Il colpo di calore ha delle varie fasi evolutive. Passiamo da sintomi banali, come per esempio la cefalea, i crampi muscolari, le vertigini, per via passare poi a quelle che sono le patologie più importanti. Le sintomatologie più importanti, il vomito, la temperatura corporea che può arrivare a 38-39 gradi e poi fino anche alla perdita di coscienza. C'è differenza tra il colpo di calore e il colpo di sole? Sì, il colpo di sole è dovuto alla cosiddetta insolazione, a un'esposizione del corpo alle radiazioni solari. Invece il colpo di calore è correlato alle caratteristiche ambientali, quali per esempio il calore e l'umidità. I medici raccomandano alla popolazione di seguire i noti accorgimenti, bere molta acqua e mangiare cibi freschi come frutta e verdura e ovviamente di non uscire durante le ore più calde, consigli che spesso vengono sottovalutati anche dalle categorie a rischio. Ovviamente sono i bambini e gli anziani. E in un'estate da bollino rosso in numerose città italiane dove in Sicilia il termometro segna temperature tra i 40 e i 50 gradi in aumento da domani e per tutto il mese di luglio secondo i meteorologi, con l'ondata di calore in atto è possibile che l'isola batta il suo stesso record europeo di alta temperatura, confermato anche dall'ONU, registrato nel siracusano l'8 agosto di 2 anni fa, con 48,8 gradi centigradi.
Mamma mia, da bollire. Ne parlano i quotidiani, Ne Angelo? parlano, sì, Michele, buongiorno. Cominciamo dalla prima pagina della Sicilia, che ha questa splendida fotonotizia che fra un attimo vediamo, perché in questo momento credo che ci sia un piccolo problemino. Ecco, esatto, la possiamo vedere? La nostra Africa, cioè il concetto è chiaro praticamente, quella è la situazione. I giorni più difficili per l'ondata di caldo, oggi in Sicilia previsti picchi di 47 gradi, i consigli sul lavoro e i rischi per la salute, quindi fare molta attenzione, come diceva anche la collega Mazzoni nel suo servizio. Poi le altre notizie. Immancabile chiaramente Fontanarossa, perché non riapre ancora e si indaga anche sulla pista dolosa, il rogo dell'aeroporto, settimana di passione per i viaggiatori, e oggi si ricorda, ahimè, la strage di Borsellino, 31 anni dopo, inchieste aperte, buchi neri. Oggi la Meloni ma anche la Schlein saranno a Palermo. Questo è quello che si legge. Poi c'è un intervento fatto stamattina sul quotidiano La Sicilia dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'antimafia dei fatti, un invito evidentemente alla lettura. Attenzione a una notizia di cronaca strettamente legata anche al territorio. A Lentini, in veste la moglie, è stato arrestato per tentato omicidio. L'episodio in pieno centro, ha atteso la donna e poi l'ha arrotata. E sempre restiamo legati a questo tipo di cronaca, femminicidio di Lorena 40, ergastolo confermato in appello per l'omicida. Questa diciamo le notizie di cronaca più strettamente legate al territorio. Poi un peschereccio siciliano mitragliato in Libia, soccorso dall'Italia, l'equipaggio rientra. Torniamo ai fatti internazionali invece. Ricorderete, seguiamo sempre le vicende di Zaki, è stato condannato a 3 anni di carcere. Meloni, ci sono margini per la il grazia. guaio che è stato condannato in Egitto, e lui è in Egitto, quindi torna in carcere, torna in carcere, e quindi vedremo evidentemente se ci saranno altri sviluppi. Però approfondiamo alcune notizie che abbiamo visto sulla prima. La nube nera su via D'Amelio, 31 anni dopo, copre ancora la verità questa nube che non si dirada. Si continua a lavorare sui mandanti occulti dopo il rapporto mafia e appalti. Questo è quello che scrive La Sicilia questa mattina. E proprio sull'aeroporto ci sono accertamenti in corso. Proprio per questo motivo il terminal A resta chiuso. Un weekend di passione, ma non solo, direi forse una settimana intera per chi viaggia. La D della SAC, Torrisi, fiducia nelle istituzioni, noi al lavoro per ridurre i disagi, navette gratuite per gli altri scali. Ma intanto, come vedete, l'inchiesta, che è una delle inchieste aperte, la pista dolosa non viene esclusa e la società di gestione respinge le accuse. Questi sono diciamo i fatti di oggi più significativi sull'aeroporto di Catania. La città di Catania che è in fremente attesa per riabbracciare Sant'Agata, che tornerà come sempre in estate tra i suoi devoti. Lo farà a metà agosto, il 17, presentati ieri gli appuntamenti della festa estiva. Sarà possibile tornare a baciare le reliquie. Dedica dell'arcivescovo a Don Puglisi al giudice Livatino, un maxi schermo aiuterà i fedeli a seguire i momenti clou della festa d'estate. E poi sulla città di Catania c'è un cambio alla questura, il questore attuale Calvino è ai saluti. Arriverà Bellassai che arriverà e si insedierà nel mese di ottobre, nativo di Santa Croce Camerina. Questo per quanto riguarda i fatti della Sicilia. Siamo adesso su Repubblica Palermo. Vedete l'apertura, Meloni si blinda a Palermo, niente stampa e niente piazza. La Premier non sarà alla fiaccolata, ricorderà Borsellino nella caserma Lungaro, chiusa in extremis ai giornalisti. Questo scrive Repubblica. E per cambiare tema invece, i dipendenti regionali sono sul piede di guerra. Possiamo leggere qualcosa di più? Dopo 2 ore di inutile anticamera a Palazzo d'Orlea, in attesa di essere ricevuti, i sindacati che a inizio luglio avevano proclamato lo stato di agitazione rompono il muro del dialogo con il governo e annunciano lo sciopero generale per il prossimo settembre. A incrociare le braccia saranno
tutti i dipendenti tutti i lavoratori della regione, dopo che le delegazioni sindacali non sono state ricevute dalla presidenza della regione, a cui avevano convocato un sit-in di protesta. E poi l'altra notizia: verso 40 gradi, emergenza per anziani ed ospedale. Poi c'è un'inchiesta che riguarda un po' tutte le città siciliane, la guerra siciliana delle movide, e quindi diciamo, quelle che sono le abitudini soprattutto della notte, in particolare evidentemente dei ragazzi. Meloni si blinda a Palermo, niente stampa e niente piazza, insiste Repubblica nelle pagine interne. La Premier celebrerà Borsellino alla caserma Lungaro, per la prima volta chiusa ai giornalisti, evitata anche la fiaccolata della destra. I coordinatori del corteo di sindacati e associazioni: questo governo scappa dalla società civile. Questa è la riflessione. E poi ancora il programma, che è piuttosto diciamo fitto oggi: cerimonie, messa, corteo e fiaccolata, un giorno intero per il ricordo della strage. Il primo appuntamento già previsto alle 8:45, si andrà avanti sino a tarda sera. Diciamo che alle cerimonie istituzionali sarà presente la Premier, poi alle 15 in via Notarbartolo ci sarà la manifestazione di CGIL, Arci, Agende Rosse, e ci sarà anche il fratello di Giuseppe Borsellino, e stasera alle 20 ci sarà la fiaccolata, che è organizzata dagli altri movimenti, alla quale non dovrebbe partecipare la Premier. Sì, e allora altre notizie a proposito del grande caldo. Oggi temperature fino a 40 gradi, emergenza per ospedali e anziani, Sicilia da bollino rosso, disagi nei posti di lavoro e surplus di interventi nei pronto soccorso ma anche nella RSA. Gli esperti consigliano di bere molta acqua, limitare il tempo di esposizione al sole. A causa dell'ondata di calore nelle città si registrano anche dei primi blackout per l'elevato consumo di energia elettrica, quindi bisogna anche fare attenzione al consumo diciamo con i condizionatori in maniera particolare. Siamo sul giornale di Sicilia, 20 di sciopero alla regione, abbiamo già letto la notizia, su aumenti contrattuali e nuove mansioni si consuma la spaccatura con il governo Schifani, salta l'incontro, i sindacati sono in rivolta, dalla motorizzazione ai musei i primi disagi. Quindi le ragioni sono queste: aumenti contrattuali e nuove mansioni. E poi ancora ci sono 55 milioni, ma manca per poterli utilizzare. Diciamo nella finanziaria dello scorso anno l'articolo in questione è stato impugnato, quindi praticamente i soldi in linea teorica ci sarebbero, però non si può fare questo aumento. E poi la vicenda di Girgenti Acque, prosciolti Miccichè, Scoma e Pitruzzella, l'inchiesta di Agrigento, a giudizio invece Campione. E ancora il peschereccio siracusano mitragliato dai libici, l'equipaggio fortunatamente illeso. E leggiamo anche Borsellino, divisioni nel giorno del ricordo, la strage di Via D'Amelio 31 anni fa. Meloni alle cerimonie ufficiali ma non andrà al corteo per motivi di ordine pubblico. Ci sarà Elish Line parteciperà ai cortei. E poi ancora Fontanarossa resta ai minimi, caos bagaglia Punta Raisi e la retata con 7 arresti. A Portanova pestaggi per l'offesa alla onorabilità, la vendetta della famiglia Lopresti per una frase di troppo, fatti di cronaca. E poi lasciamo anche il giornale di Sicilia. Adesso c'è la prima pagina della Gazzetta del Sud, la partita finale alla Corte dei Conti. Il titolo è dedicato alla città di Messina, il sindaco dice fiducioso, l'impianto complessivo regge, la decisione arriverà ad agosto, è durata 60 minuti l'audizione del sindaco in merito al riequilibrio economico-finanziario dell'ente, e quindi è un momento piuttosto delicato per Messina. L'ergastolo per il femminicidio di Lorena, a Furcisicolo confermato il carcere a vita per l'ex fidanzato De Pace. La Corte d'Assise d'Appello di Messina ha condannato l'infermiere che il 31 marzo del 2020 uccise la studentessa di medicina che era nata a Favara. E ancora un'altra brutta storia di cronaca: Santa Teresa, nell'incidente perde la bimba in grembo, grave una 18enne incinta al 7° mese, e a Gioiosa Maria un centauro in codice rosso per lo scontro con un SUV. Diciamo che
che le strade siciliane, ahimè, fanno registrare continuamente terribili incidenti. E poi la storia di Zaki, condannato a 3 anni, ora si spera nella grazia, lo strazio della madre, e Messina è tra le città più roventi, ondate di calore record, picco di consumi elettrici. Torna anche qui l'esigenza magari di risparmiare, di non stare sempre con i condizionatori accesi. Potendo Ovviamente. Capitol Hill, Trump sotto inchiesta, in arrivo nuove incriminazioni. I fatti si riferiscono all'assalto del gennaio del 2021, il tycoon contro Biden. Sì, lui dice: mi incriminano perché sono avanti nei sondaggi e vinco le elezioni. E quindi in questo modo eviterebbero di farlo candidare in qualche modo. Mosca bombarda per rappresaglia il porto di Odessa, si continua a combattere la guerra anche del grano. Indagato l'amico di Russia Junior, sono praticamente dei risvolti nuovi in questa vicenda. Il DJ Tommaso Gilardoni era in casa la notte della presunta violenza sessuale. Questo per... E lei accusa anche lui? Dice... Sì, abusi anche da lui, me l'ha detto Leonardo. Me l'ha detto perché lei, poverina, non ricorda nulla, ha detto di non ricordare nulla. Assolutamente, c'è un blackout nei suoi ricordi. E allora approfondiamo un paio di notizie. Meloni e Schlein a Palermo, antimafia ad alta tensione, misure straordinarie di sicurezza dopo i recenti tafferugli in prima fila ma su fronti opposti, nel ricordo della strage di via D'Amelio. Questo per l'anniversario, il 31esimo anniversario. Il femminicidio di Lorena, ergastolo, disposto dai giudici il risarcimento delle parti civili, compresi i familiari della vittima. La difesa, che chiedeva di riconoscere le attenuanti generiche, ricorrerà in Cassazione. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato dunque il carcere a vita per l'ex fidanzato. Siamo sull'aeroporto di Catania, anche con la Gazzetta del Sud. L'odissea continua, il Codacons denuncia le condizioni disastrose dello scalo di Comiso, viaggiatori alla deriva. Ecco, adesso c'è anche l'altro versante, quello di Comiso, e su cui già è intervenuto il Codacons, come avete visto. Sì, perché... Quindi non solo enormi disagi all'aeroporto di Catania, ma anche Comiso è in difficoltà. Come vedi c'è anche una foto, situazioni insomma, di persone disperate, accampate di fatto fuori, all'esterno della struttura. Meno 120.000 viaggiatori coinvolti dal caos. 120.000 non sono pochi, è una cifra molto importante, è successo un grosso guaio. E proprio così, direi che per questo primo segmento di rassegna stampa ci possiamo fermare qui. Benissimo, grazie Angelo. Allora tra poco parleremo e vedremo i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. 7.46, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. Angelo Gagliano. Angelo, vediamo poi i quotidiani nazionali. Allora, cominciamo con Repubblica stamattina. Si parla della battaglia sul salario minimo, questa è la scelta fatta da Repubblica. La battaglia si riferisce a quanto accade in commissione alla Camera. L'ostruzionismo impedisce alla destra di affondare e di affossare la proposta, ma il KO è solo rinviato. Schlein, con che coraggio dite di no? Tajani, non siamo in Unione Sovietica con stipendi tutti uguali, questo dice Tajani. E poi al Sud meno di 9 euro l'ora per un lavoratore su 4, questa è la... fa notare Repubblica. Esattamente. Meloni a Palermo per ricordare Borsellino, però diserta la fiaccolata, quindi c'è questa... nelle cerimonie istituzionali stamane. Esattamente. Poi c'è il commento di Cara Saraceno, garantire dignità e lavoro, a proposito proprio del salario minimo, e ci sono i riflettori puntati sulla Sant'Acché tra amori e disamore. L'Aspesi deve essere un pezzo pungente, sicuramente. Va approfondito per i più curiosi a pagina 27 la possibilità di poter leggere. Zuppi da Biden con il piano di pace di Francesco, si apre il dialogo, quindi c'è una mossa del Vaticano piuttosto seria, questa importante. È nuova, importante, che è andato da Biden. Poi ancora
chiama al telefono il russo che uccise suo padre a Bucha, anche un'altra storia chiaramente che ci riporta al dramma della guerra. Assalto al congresso, Trump indagato, temo l'arresto. Insomma, il tycoon diciamo che è molto diretto e molto schietto anche, insomma, riesce a fare comunicazione. Caldo e emergenza sanitaria in cassa integrazione con 35 gradi, quindi se ci sono 35 gradi scatta la cassa integrazione. E anche su Repubblica, Zaki deve tornare in cella, l'Italia si adopera per la grazia in vista del vertice con l'Egitto. Questa è la prima pagina di Repubblica. Adesso vediamo invece la prima del Corriere della Sera, che ha un'apertura diversa, perché prima su Repubblica abbiamo visto c'è il salario minimo in primo piano, oggi il ricordo di Borsellino, ricordo e tensioni, Meloni sarà a Palermo per le celebrazioni, scontro su tasse e giustizia. E poi c'è una lettera stamattina della Premier, ecco perché non andrò alla fiaccolata. C'è la lettera nella quale il Presidente del Consiglio, come è noto, promossa da CGIL, ARCI, il Movimento delle Agende Rosse, lei invece va alle manifestazioni istituzionali della mattina. Proprio così, e ancora il grande caldo a Roma in cerca dell'ombra nel giorno record dei 43 gradi, quindi si boccheggia anche a Roma, clima, i pericoli del nostro dibattito fazioso, una riflessione su quello che è il cambiamento climatico. Zaki anche su Corriere, condanna shock, la speranza adesso è tutta insomma, il carcere egiziano certamente non è un albergo, diciamo, a 5 stelle assolutamente, c'è stato anche parecchio, fra le altre cose, Zaki in carcere. Quindi speriamo nella grazia. Nella grazia. E la Stampa di Torino, due fatti stamattina. La battaglia sul salario minimo, scelta per l'appunto come battaglia comune da Repubblica e dalla Stampa, che insomma fanno capo alla stessa proprietà. Il governo boccia l'emendamento sui 9 euro, Tajani, non siamo in URSS, si torna a parlare di Unione Sovietica in questo caso. E poi Meloni omaggia a Borsellino senza fiaccolata e giornalisti. Bella la foto di Borsellino, molto bella. È una delle foto, diciamo, simbolo di Borsellino che più volte abbiamo visto. L'assalto a Capitol Hill, indagato anche Trump, vogliono arrestarmi, dice per l'appunto l'ex presidente. Ma questo lo dice lui però, poi nessuno gliel'ha detto. Però immagina probabilmente. E una riflessione ancora con questa foto, l'incubo di Zaki in Egitto, c'è un regime stalinista, lo scrive Francesca Paci in prima pagina su Repubblica, chiedo scusa, sulla Stampa. Adesso siamo su Avvenire. Le vie della diplomazia, questa è l'apertura, vista la missione del cardinale Zuppi alla Casa Bianca da Biden per dare slancio ad una soluzione umanitaria per la crisi in Ucraina. Mosca bombarda i porti e tenta una controffensiva, lo stop all'accordo sul grano, Zelensky avanti senza Questo la è Russia. interessante perché Avvenire ovviamente ha dei canali diretti per avere informazioni. Questa idea della soluzione umanitaria è molto interessante, perché potrebbe voler dire non vi diciamo fate la pace, però intanto cerchiamo dei canali, umanitario, dei corridoi che possono aiutare. Potrebbe essere anche molto imminente, insomma. Anche qui la condanna di Zaki lo rimette in cella, proteste italiane, il pressing per la grazia. Caldo record, allarme per gli ultimi, vedi questa foto piuttosto eclatante, senza dimora e carcerati il più a rischio, a Roma 41,8 gradi, picco di consumi elettrici, e si torna dunque sul consumo eccessivo di energia elettrica. Attenzione sul Messaggero, perché c'è una notizia che soltanto il Messaggero ha: super bonus per i redditi bassi, oppure sulla quale punta il Messaggero. Gli incentivi saranno riservati agli incapienti che vivono nei condomini o in case popolari. La copertura è di 3 miliardi ricavati dal PNRR. Svimez, ripresa al sud, cresce quasi come il nord. Direi che è una notizia
notizia che ha carattere positivo, mi pare, diciamo che per chi vive in difficoltà gravi. Il Messaggero trova, diciamo, è l'unico quotidiano che in prima pagina ha questa notizia. E poi il caldo, il record di Roma, le fabbriche chiudono perché c'è troppo caldo, fino a 43 gradi nella capitale. A Pomigliano operai rimandati a casa perché non era possibile lavorare. Poi due storie di cronaca, la prima la leggiamo: Thomas ucciso da padre e figlio, clima di omertà, uno scambio di persone contro il delitto di Alatri, la procura, indagini ostacolate. Sono le parole una cosa terribile in un dramma, cioè che ci sarebbe stato anche uno scambio di persone, cioè una cosa veramente. E poi c'è un'altra brutta storia, atroce. Michele, stavolta a Milano, a 15 anni, investito da un ubriaco senza patente, un altro ragazzino. Pensa che questo signore, già fermato 3 volte in precedenza, ha travolto 2 quindicenni in bici sulle strisce, il ragazzo è morto, l'amica invece grave in ospedale. Il ritorno di Zaki in carcere, l'Italia media per la grazia, questo sul Messaggero. Adesso il Fatto Quotidiano, vediamo cosa scrive su Santanchè. Ora si indaga pure per truffa allo Stato. Mercoledì al Senato la mozione di sfiducia dei 5 Stelle. Questa è diciamo la situazione, vengono chieste le dimissioni. Eloquente però la foto pubblicata stamattina dal Fatto Quotidiano. Non si fa perdere nulla. Assolutamente. I bulli dell'antimafia, dittatura giustizialista, il circo mediatico giudiziario impedisce la visita di Meloni a ricordo di Borsellino e insulta Marina Berlusconi, ma i boss li hanno arrestati, il governo di centro-destra. Questo è quello che scrive stamattina il giornale. Salario minimo, l'opposizione in trincee, PD ricorre all'ostruzionismo in commissione, scontro senza precedenti. E poi caldo, c'è la rivolta di 1500 scienziati, non chiamateci negazionisti. Manifesto contro la teoria allarmista. Evidentemente forse c'è una presa di posizione che questo cambiamento climatico poi probabilmente non è la fine. Non dipende da noi. Esattamente. Paolo Berlusconi rassicura Forza Italia, la famiglia sarà presente, sono i temi della politica italiana. Salvini cerca la pace fiscale, ma gli evasori vanno in galera. Questo è quello che dice il ministro. Trump adesso rischia l'arresto per assalto al Congresso, indagato l'ex presidente degli Stati Uniti. E anche qui si parla di Zaki, condannato a 3 anni in Egitto. L'ultima speranza resta la grazia, ed è solo questa la speranza per questo giovanissimo. Attenzione a 2 titoli. Affari esteri, scrive il Manifesto, con la foto proprio di Patrick Zaki che torna in carcere in Egitto. E poi anche l'Unità, come sempre vedete in primo piano una drammatica foto. Esattamente, sciacalli su Borsellino, nasce il patto Meloni-Travaglio, più manette, e ancora quel giorno la mafia perse la guerra. La riflessione che invitiamo evidentemente a leggere stamattina sull'Unità. Il Tempo probabilmente per un'ultima prima pagina, quella del Tempo, che apre con la riforma della giustizia. Il titolo è solito copione dei PM di sinistra, intervista a Luca Palamara, rivede il clima del 2008 per fermare Berlusconi, l'ex magistrato del CSM, vogliono fare passare Nordio per uno sprovveduto, sul concorso esterno non bisogna essere ipocriti, se ne discute da sempre. Sai che hai ancora un paio di minuti se vuoi. E allora possiamo andare avanti, se abbiamo qualche minuto possiamo leggere altro. Salvini, la pace fiscale si farà, il vice premier è nel programma, così lo Stato guadagnerà dei miliardi. Vediamo cosa scrive invece stamattina, sempre sul Tempo. Riyadh sicura di ottenere l'Expo del 2030, ma Roma punta alle alleanze. Poi c'è questo vediamo cosa dicono, se siamo riusciti a fregargli Gigino, figurati se non riuscimmo a strappargli lei. Diciamo che Di Maio è sempre aleggia sempre. sempre. Allora, visto che abbiamo tempo stamattina,
Mi piace leggere la prima pagina dell'Osservatore Romano, perché c'è una dedica ai nonni e dice: sono i nonni i veri supereroi, l'incontro di Francesco con i bambini. Bello, lui trova le parole sempre è davvero azzeccate. E poi c'è questa splendida foto con il Papa, con tutti questi bambini. Mi piaceva stamattina mettere in evidenza e mostrare l'amore di Papa Francesco per i bambini. Dure critiche a Mosca dopo l'uscita dell'accordo sui cereali, perché evidentemente milioni di persone si affamano i paesi più poveri, perché i cereali, il grano che arriva dall'Ucraina va nei paesi che sono, diciamo, meno sviluppati, e allora c'è questa critica forte proprio nei confronti di Mosca. Il Tempo stamattina per leggere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Perché? Perché siamo in clima di calciomercato e allora ci sono tante trattative. Inter così perdi gol senza Lukaku e Dzeko, l'attaccante nerazzurro, l'attacco nerazzurro è meno efficace. Ieri c'è stato l'incontro con degli agenti di un altro attaccante che l'Inter vorrebbe portare però alla corte di Inzaghi, ma la situazione è complicata. Mercatone Juve, là c'è di tutto e di più, praticamente ci sarà una rivoluzione in casa Juventus. E poi il nodo Osimhen per il Napoli, perché evidentemente davanti a una richiesta e un'offerta soprattutto arci, diciamo, milionaria. Io dico che De Laurentiis lascerà andare il suo attaccante. Ci penserà. Ci fermiamo qui a 7:58, facciamo una breve pausa e poi parleremo subito di donne contro la mafia nel 31esimo anniversario di Via D'Amelio e sentiremo un'intervista in esclusiva a Monsignor Renna, l'arcivescovo di Catania. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, 8:01, abbiamo due ospiti, siamo felicissimi di averli con noi. Cinzia Caminiti, regista e attrice, protagonista di Libere contro la mafia, ne parleremo fra un minuto insieme con l'avvocato Enzo Guarnera, che è presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità, che interverrà allo spettacolo domani. Ma prima di tutto vorremmo farvi sentire una dichiarazione esclusiva che ha realizzato la nostra Adelaide Barbagallo con l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. Fateci caso, oggi è il 31esimo della strage Borsellino, si parla molto di mafia e antimafia. Monsignor Renna, con la sua lucidità consueta, lancia una cosa ben precisa e dice: la religiosità dei mafiosi, permettetemi di aggiungere a me, da parte mia, i loro santini, i loro inchini alle feste patronali, in sostanza sono soltanto strumentalizzazioni, non c'è religiosità nella mafia. Vediamo. Lei parla di una mafia e di una religiosità capovolta. Certo, perché la religiosità rende onore a Dio e non strumentalizza assolutamente nessun segno per i propri fini, meno che mai per fini così egoistici, così antisociali e contro l'umanità. Per questo davvero una religione capovolta, dove il nume, dove la divinità diventa il capomafia, al quale addirittura anche la statua del santo in alcune regioni si deve inchinare. E bisogna vigilare anche nella nostra Catania. Non abbiamo certo inchini di simulacri, ma si possono prestare altri oggetti e altre situazioni nelle quali si renda questo omaggio. Questo va stigmatizzato con forza, perché la fede in Cristo più che mai richiede questa rettitudine d'animo e questa centralità della giustizia e della legalità, espressioni della carità che Cristo è venuto a portare sulla terra. I ragazzini che non vanno a scuola sono manovalanza molto semplice per chi è dedito allo spaccio e alla criminalità. E sono persone alle quali si taglia le ali, perché o finiscono in carcere oppure per il consumo di droghe, che diventa una modalità con la quale vengono retribuiti,
brucia il loro cervello, non li mette in condizione di affrontare il futuro in una maniera serena. Tante volte in alcuni centri di recupero, nel carcere stesso, oppure in situazioni tali nei quali alcune famiglie religiose si fanno carico, incontro tanti di questi ragazzi e mi rendo sempre più conto che occorre prevenire, perché poi è molto difficile recuperarli. Così fa la mafia, vuole salvare, vuole proteggere, ma in verità vuole mangiarsi la vita di intere generazioni, di intere famiglie che rimangono così prigioniere e non riescono ad avere prospettive. La Chiesa come può intervenire? Da tempo stigmatizza la mafia e certi fenomeni criminali. Ecco, come intervenire, come agire? La Chiesa lavora su vari fronti e non può certamente risolvere il problema nella sua totalità, soprattutto per recuperare dal punto di vista scolastico, ma per sanare queste situazioni, se iniziassero oggi, ci vogliono almeno 10 anni di continuità. Secondo, bisogna stare molto attenti anche a fare rete nel volontariato. L'ufficio per il recupero e per il contrasto alla dispersione scolastica quest'anno ho voluto un ufficio di pastorale carceraria, che non significa un ufficio che è dedito solo a seguire le persone detenute, ma un ufficio che si preoccupa anche del futuro di queste persone, accompagnandole in percorsi che possano far intravedere perlomeno la possibilità di un lavoro, la possibilità di un inserimento e al pari tempo aiuti le famiglie. È un percorso molto arduo, molto in salita, però è quello che possiamo fare, ma ci rendiamo conto che non possiamo lavorare assolutamente da soli. È molto importante, ecco, dare il nostro apporto alle istituzioni, alla scuola, alle associazioni di volontariato. Qui non si tratta di rivendicare un primato, ma davvero di camminare insieme, perché sentiamo tutti quanti la nostra città e la nostra società come nostra, come propria. Parole molto severe, programmi altrettanto concreti da parte dell'Arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, intervistato in esclusiva da Adelaide Barbagallo. Torniamo ai nostri ospiti, Cinzia Caminiti, regista e attrice, e l'avvocato Enzo Guarnera, che è presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità. Stasera c'è un appuntamento importante alle 21 al Castello Ursino, lo spettacolo viene messo in onda. Che cos'è Libera Donne contro la Mafia? Libere Donne contro la Mafia è uno spettacolo che non fa sconti alla mafia, è uno spettacolo duro, feroce, ma che poi ha anche delle speranze. È uno spettacolo che parla del dolore delle donne che hanno vissuto la mafia. Sono donne veramente esistite, storie effettivamente vissute, tratte tutte dalla cronaca. Per fare un esempio, una delle tante donne che siamo stati abituati a conoscere, la vedova di Vito Schifani, un ragazzo di 26 anni della scorta di Falcone, e lei racconta appunto la sua storia, la sua vita, che da vita normale diventò improvvisamente straordinaria e che tutti conosciamo per quei funerali drammatici in cui lei disse severe. Io vi perdono, ma voi vi dovete inginocchiare. Perché ha sentito l'esigenza, avete sentito l'esigenza di uno spettacolo al femminile? È perché nessuno mai ne aveva parlato, e perché io ritenevo, nonostante avessi avuto sempre idea di scrivere di mafia e di donne, che la mafia era appannaggio degli uomini. I film, la letteratura, tutto parla degli uomini, mai del dolore delle donne, e che secondo me la vera portata della ferocia mafiosa la vivono le donne. Se contiamo, se ci facciamo i conti spiccioli, che per ogni uomo ammazzato ci sono almeno 10 donne che piangono questa morte, la madre, la moglie, la sorella, la figlia, e sono tutte donne che
poi alla fine, dopo questo dolore immenso che non risolvono, ma che trasformano in lotta e diventano attiviste antimafia. Bellissime anche le fotografie che stiamo vedendo, sono anticipazioni dello spettacolo di stasera alle 21 al Castello Ursino di Catania. Avvocato, arrivo da lei, ma prima vorrei sentire ancora Cinzia Caminiti su questo. Ieri noi qui abbiamo descritto come le donne di mafia garantiscano il patriarcato, cioè le donne che fanno parte in qualche modo, che sono mogli, che sono figlie, cioè sono loro che garantiscono che poi il patriarcato, come dire, assicuri la continuità. Sì, quello è un altro lato, certo, della mafia. Opposto. Mi hanno spessissimo chiesto perché non parli di queste donne che prendono il potere, prendono lo scettro quando i mariti sono in galera o quando sono in 41 bis, insomma, poi alla fine qualcuno deve passare il testimone e lo passano alle donne. Io ritengo che di queste donne ne deve parlare la cronaca, ne deve averci a che fare la società, la giustizia. Io volevo parlare del dolore. Volevo parlare di quello che fa la mafia e su questo devo dire ci sono riuscita, perché ho scelto proprio quelle storie emblematiche, il bambino sciolto nell'acido, che posso dire Rita Atria che si suicida subito dopo la morte di Borsellino ed è ritenuta la 7ª vittima di Via D'Amelio, perché nessuno mai poi è andato in galera per quella morte, perché risulta un suicidio. Invece a farla morire è stata l'indifferenza quasi, no? Nei confronti di questa persona che era una collaboratrice di giustizia. Avvocato Guarnera, che è presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità, che interverrà anche stasera, mettere in evidenza il dolore delle famiglie delle vittime di mafia serve a contribuire a fare crescere la sensibilità contro la mafia. È in crescita o ci stiamo un po' rilassando nei confronti delle organizzazioni mafiose e delle loro attività, che non sono più sanguinose come abbiamo visto, ma sono affari, racket, minacce, eccetera, estorsioni, corruzione? Purtroppo è la seconda alternativa. Vi è un calo di attenzione e di tensione nei confronti del fenomeno mafioso, perché è passata l'idea che la mafia è quella che spara e uccide. E siccome questo non avviene più come una volta, tutto sommato il fenomeno è in regressione. Anzi, lo Stato ha fatto parecchio, e questo è vero, ma ha fatto molto sul versante del contrasto a questa mafia militare. L'ultimo arresto di Matteo Messina Denaro è stato, a mio giudizio, anche enfatizzato, giustamente per un verso, ma pericolosamente per un altro verso, perché è come se con questo arresto ormai, non dico che avessimo finito, ma comunque il cerchio si sia chiuso. Qualcuno ha detto è finita la mafia, l'abbiamo sconfitta. La mafia non è finita, la mafia ha scelto opportunamente di modernizzarsi. Ormai la mafia non è soltanto quella incolta di Totorrina, di Provenzano, ma la mafia è composta a livelli più alti da diplomati e laureati, anche da persone che sono entrate in alcune istituzioni, che sono entrate nella politica, che sono entrate nell'economia, perché la mafia ha un solo obiettivo, da sempre: fare soldi. Con qualunque sistema. E i soldi oggi si fanno se si ha cultura. E questa è la borghesia mafiosa di cui parla anche il procuratore di Palermo De Lucia. Certo. L'ultima domanda, avvocato. A Palermo però ci si divide nell'antimafia, cioè c'è la manifestazione istituzionale stamattina, ci sarà la Premier Meloni, l'abbiamo detto più volte, però poi alle 15 ci sarà il corteo, diciamo, di CGIL, le agende rosse, l'Arci, Basta Stato Mafia, e ci sarà anche la segretaria del PD Eli Schlein, mentre poi di sera ci sarà la fiaccolata tradizionale da Piazza Vittorio Veneto. Sì, devo dire che all'interno del mondo dell'antimafia bisognerebbe fare molte distinzioni, perché vi sono gli antimafiosi per convenienza, e ce ne sono tanti, che hanno utilizzato un certo impegno antimafia
per ragionare come la mafia. L'esempio Montante credo che sia l'esempio più clamoroso, ma non è l'unico, ma purtroppo devo dire anche all'interno delle associazioni anti-racket vi sono stati alcuni che hanno cavalcato questa scelta di fare anti-racket, anti-usura e antimafia per arricchirsi, per fare soldi. Poi c'è un'antimafia autentica che è quella povera, cioè quella che non mira ad arricchirsi, ma che mira a contrastare il fenomeno e a fare analisi serie. Questa purtroppo tende a non essere in evidenza. Purtroppo devo dire che vi è anche l'antimafia istituzionale, cioè io non vado da anni alle manifestazioni. In breve, avvocato, abbiamo ancora poco tempo? Sì, perché talvolta partecipano a queste manifestazioni formali, Falcone e Borsellino, persone che non hanno i titoli, però dicono di essere contro la mafia, ma in realtà non hanno capito che essere contro la mafia significa essere diversi da come molti di loro operano nella vita pubblica. Intanto stasera un momento di autentica, come dire, mobilitazione anche culturale contro la mafia al Castello Ursino di Catania alle 21 con Libere Donne contro la mafia, con Cinzia Caminiti, che ringraziamo, in bocca al lupo per stasera, e grazie anche all'avvocato Guarnera, presidente dell'associazione Antimafia e Legalità. Adesso vediamo un po' com'è il tempo, il caldo che fa anche questa mattina, e poi dopo parleremo di sogni e ci possiamo permettere di fare anche questo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, tanto sole anche mercoledì, ma nel corso del tardo pomeriggio sera si formeranno rovesci temporali talora intensi su Alpi e prealpi nord-orientali. Qualche effetto scenderà di latitudine entro fine giornata coinvolgendo pianure e coste. Si attenua dunque giovedì la grande canicola al nord-est, altrove sole e gran caldo intenso protagonisti. Osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà sulla Sicilia, un mercoledì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul territorio. Ne conseguono intense ed eccezionale ondate di caldo, punte massime anche superiori ai 40 gradi in diverse località. Come sempre valori registrati all'ombra, dunque la percezione del caldo sarà maggiore nelle aree soleggiate. Non cambia la situazione anche giovedì sull'isola, splenderà il sole, il clima sarà molto caldo, intenso, rovente nell'entroterra. I valori diurni saranno un po' più contenuti lungo le coste, mitigati dalle brezze di mare, seppur con alto livello di umidità dopo il tramonto. Caldissimo anche nella notte. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web. Sono le 8:16, buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite ancora, è il dottor Riccardo Mondo, psicologo esperto di sogni, perché è di questo che vogliamo parlare anche oggi. Abbiamo diritto di occuparci di questa parte della nostra giornata che coincide di solito con la notte e dove avvengono queste cose strane che sono i sogni. Che cosa sono? Perché sogniamo? Ma sognare è naturale come respirare, è un'attività dell'organismo che metabolizza l'attività psichica che non abbiamo lo spazio, i pensieri, le emozioni di esternare e vivere quotidianamente. Noi diamo attenzione ad alcune cose, altre le dobbiamo trascurare. Io in questo momento parlo con lei e magari sto pensando a mia figlia che deve fare gli esami, quindi lo trascuro questo pensiero e magari la notte lo rimugino, lo lavoro. Ma sai, è il momento adatto questo, perché magari ci sono parecchia gente che sta facendo colazione e magari li riabituiamo a riacchiappare i sogni. Ma una cosa strana che noi dimentichiamo, sa quanti anni passiamo sognando? No. Dai 5 ai 6 anni della nostra vita. Beh, se noi dormiamo un terzo... Un bel pezzo di vita. Cosa genera i sogni? La mente, il cervello? La psiche, sintesi tra corpo e attività psichica, attività del pensiero. Ma che sono queste immagini che noi vediamo? Come si formano? Sono i nostri desideri, sono le nostre paure. A me piace pensare che noi abbiamo un regista per noi, privato, che mette in scena tutto ciò che ci piace e che ci fa paura. E lo rappresentiamo, è uno psicodramma interiore. C'è tutta una tradizione scientifica, adesso qua lo diciamo in due parole, in maniera un po' discorsiva, ma insomma da grande Freud che ci diceva è tutto rimosso, tutte le porcherie che noi avremmo voluto fare fin da bambini, eccetera, le abbiamo messe da parte dicendo no, non si può fare, e quindi però ogni tanto le tiriamo fuori nei sogni. Poi è arrivato Jung, lei è junghiano tra l'altro, che dico, c'è una famosa gag che dicono Freud e Jung si incontrano, Freud chiede a Jung dove sei stato
E Jung risponde: dove vai? Dove andrai? Perché? Perché i sogni non solo portano il rimosso, ma sono anche dei tentativi di problem solving e cercano soluzioni al nostro futuro. Ma la parola sogno è polisemantica. Cosa sarebbe la vita senza il sogno? Noi sogniamo anche da svegli. E una cosa fondamentale nel nostro momento: noi ci siamo accelerati e non sogniamo più. Il grande problema che mi trovo nello studio è che le persone hanno smesso di sognare, inteso come desiderare vita. Siamo così accelerati, presi da ta. Sì. Oppure lo vogliamo subito. Esatto. Quindi il rapporto con le nostre emozioni, che è una cosa. Su questo c'è uno spot molto bello che ha fatto Mancini, se non sbaglio, sì, che dice ai ragazzi: tutte le droghe fanno male, cercate le emozioni, ma cercatele dentro di voi, quelle autentiche. Questo è un concetto, secondo me, molto semplice ma molto importante. Molto importante. È la prima volta che sento dire delle parole così chiare. Le emozioni si cercano e si trovano dentro di sé, non c'è bisogno di un oggetto per provare delle emozioni, è giusto? Ma infatti non abbiamo sempre bisogno dello specialista. Sarebbe una buona abitudine davanti alla tazza di caffè col proprio compagno o con i propri figli raccontarsi i sogni. Pescare quei frammenti che abbiamo e che spesso non riusciamo a recuperare, perché subito appena ci svegliamo che facciamo? Che devo fare oggi? Oddio, devo fare la spesa, sì, oddio, c'ho tutti questi impegni, e non riusciamo a fermarci ad ascoltare questo maestro interiore. Ci sono dei periodi, dottore, in cui uno non sogna, non si ricorda niente, o perlomeno non si ricorda di sognare. Che vuol dire? È che non abbiamo tempo e spazio per noi. Ecco. E non abbiamo tempo, abbiamo perso il tempo interiori, perché in genere avremmo bisogno di quanto? Un quarto d'ora di stare così, cosa è successo, a stiracchiarci. Invece le cosa facciamo? Ma è vero che dura pochissimo un sogno? Sì. Sì, i tempi interni non sono misurabili secondo con i nostri, si hanno perché la vita psichica è diversa. Anche se a noi ho sognato tutta la notte, invece erano quanti secondi? Ma poi a volte sono dei fotogrammi che noi abbiamo, che noi montiamo col linguaggio. Metta che lei veda un cavallo e un individuo che cade dal cavallo. Quando lo racconta dirà: ho sognato che c'era un uomo. C'è la costruzione, che è il linguaggio della coscienza, opera sul sogno ed è estremamente diverso, no? Cioè, quindi un conto è il sogno, un conto è il racconto del sogno. Una cosa che mi ha fatto riflettere, cioè non abbiamo il tempo di ricordare i sogni, ma il fatto che si dorma poco, di meno, accorcia anche la possibilità di sognare. Non stiamo parlando di noi, no. Cioè, facciamo la vita da poltroni tutti. No, bisogna andare ad un livello di sonno profondo per sognare, o altrimenti questo è molto difficile. Anche se per esempio i monaci zen facevano degli esperimenti di svegliarsi la notte, al centro della notte, per ricordare i sogni. E che succedeva? Non c'ero, devo dire, però da quello che ho letto nessuno ha mai saputo. Si dice che avessero delle esperienze particolari, no? Così come i sciamani guidano i sogni. Ah, sì? E si chiamano sogni guidati, hanno la capacità di essere coscienti parzialmente dentro il sogno. Fantastico. Ma ci sono sogni più frequenti, dottore? Certo. Per esempio, sogni chiamati ricorrenti per ognuno di noi sono dei sogni chiamati i sogni del bambino difficile, cioè io ti mando un messaggio e tu non lo ascolti, te lo mando in forma metaforica, te lo rimando e tu non lo ascolti. Allora te lo mando tante di quelle volte fino a quando tu sei capace in qualche modo nella tua vita, o per fatti esterni o per fatti interni, di modificare il contenuto e non lo sogni più. Noi sciogliamo, per esempio, come terapeuti, i sogni ricorrenti in questo modo, cercando di entrare nella tematica, che è una metafora spesso, no? Ma ci sono categorie valide per tutto, oppure i sogni sono personali? Ognuno deve per forza, come individuo, fare i suoi. Non si possono, come dire, catalogare i sogni? Noi abbiamo fatto un'esperienza di catalogazione dei sogni. Ah, l'avete fatta? Sì, ma proprio nella Sicilia tenevamo una rubrica circa 10 anni fa, c'erano i sogni tipici. Allora, il sogno, come diceva Jung, è archetipico, siamo uguali, abbiamo degli aspetti innati. Quando uno sogna? Il sogno della madre, il sogno più ricorrente di tutti, il sogno della casa, il sogno di volare. Chi non ha fatto almeno una volta? È quello che vuol dire. Dipende. Allora, lì quello è il concetto generale, poi devo applicarlo nella sua vita e vedere le intersezioni tra il sogno, il concetto e cosa sta vivendo lei, perché il sogno un po' è come un dialogo tra il mondo sotterraneo e il mondo diurno. Da questo dialogo
posso trarne qualcosa per me. L'ultima domanda, interessantissimo tutto quello che ha detto. Naturalmente voi psicanalisti o comunque psicoterapeuti dite bisogna integrare i sogni nella razionalità, nella vita quotidiana, cioè, è vera questa cosa? Come si fa? Dobbiamo andare dallo psicanalista per forza? No, per forza no. Come si può fare? Innanzitutto, come dicevo, mettiamoci a raccontarli alle persone fidate, anche semplicemente prendiamo un diario, mettiamolo accanto al comodino e trascriviamoli, è un'attività straordinaria che aumenta la capacità di essere consapevoli dei nostri sogni. Poi certo, un'attività con uno specialista è un passo oltre e un passo altro. Però ci sono delle credenze, per cui se uno racconta il sogno è come se si avverasse poi effettivamente. Andiamo nel mondo, diciamo, del paranormale, i sogni premonitori e tutta questa roba. Chissà, a volte noi diciamo questa cosa l'ho sognata, però sogniamo 10 cose, se ne avvera una e a posteriori diciamo che l'avevamo sognata. È molto complesso l'argomento. Bene, conviene qualche volta fare una visitina a personaggi come il dottor Riccardo Mondo, psicologo esperto di sogni, che ci ha aiutato moltissimo, ci ha fatto anche sorridere, ma a riflettere. È importante tutto quello che abbiamo detto. Grazie, buon lavoro dottore. Grazie. Facciamo una breve pausa, tra poco parleremo di destini avversi e avremo in collegamento Maria Grazia Cucinotta. State con noi. 8:27, buongiorno Sicilia, andiamo al cinema, andiamo a vedere Destini avversi, che è stato scritto dal nostro ospite Francesco Santocono, giornalista e scrittore, che vede protagonista Maria Grazia Cucinotta, che abbiamo il privilegio di avere in collegamento in diretta. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, che esperienza è stata questo film, Destini avversi, che è un film di contenuto molto, molto importante, è un messaggio molto, molto serio sul quale occorre riflettere? È un messaggio molto serio che affligge tantissime persone ancora, si parla di leucemia, che comunque... Cerchiamo di affrontare l'argomento per cercare anche di dire alle persone che bisogna investire sulla ricerca, bisogna cercare di far sì che questo qui sia un male che prima o poi sparirà dalle nostre vite, certo. Perché è ancora troppo doloroso perdere persone perché si ammalano. Certo, grazie. Infatti volevo chiedere a Francesco Santocono, nasce da un lavoro importante, è vero, cioè di ricerca, di ricostruzione, sì, anche di persone che soffrono, come ha detto Maria Grazia, e trasformate, come dire, un tema doloroso, difficile, qual è la malattia, in una vicenda bellissima che è una vicenda d'amore. Infatti il film è nato da un soggetto di numerosi ex pazienti di leucemia e di linfoma, supportato dall'Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi, e punta proprio a dare un contributo alla ricerca e a far capire quanto è dolorosa questa malattia. All'interno del film abbiamo voluto contrapporre la malattia del corpo e quindi dare una speranza alla malattia dell'anima, quella malattia che è più difficile da curare. Sì, ne parlavamo un attimo fa anche attraverso i sogni. Allora ricordo che il film uscirà nelle sale il 25 luglio, si chiama Destini avversi, con Maria Grazia Cucinotta, è diretto da Francesco Santocono. Il punto di riferimento è stata l'unità operativa del Garibaldi Inesima di Catania, vero? Esattamente, vorrei fare una correzione, il 25 luglio ci sarà l'anteprima a Catania, poi a settembre sarà distribuito. Molto bene, dicevamo il punto di riferimento esatto è l'unità operativa di oncoematologia del Garibaldi Inesima, diretta dal dottor Ugo Consoli, che ci è stato molto vicino durante questa esperienza, e soprattutto la cosa che mi ha emozionato sono tutti questi ragazzi che hanno partecipato attivamente al film. Molti ruoli, molte comparse sono state ricoperte proprio da questi ragazzi ex Maria Grazia, per te svolgere il ruolo, diciamo, di suocera in una coppia così bella, così anche rara e anche per certi versi difficile, perché è stata una bella esperienza, immagino. Ma guarda, ti devi mettere da parte sempre
nella parte di chi sta affrontando il problema. Io qui ho il problema di avere un figlio che ha tutto dalla vita e non apprezza la vita, mentre dall'altra parte questa ragazza meravigliosa, sensibile e tutto, la vita la sta perdendo attraverso la malattia, quindi è anche uno specchio, no? Ti serve per far riflettere anche i ragazzi, no? Che oggi troppo spesso si perdono in stupidaggini, in qualcosa che rovina la vita stessa per problemi irrisolti che possono essere risolti facilmente. Solo la malattia appunto è il problema vero, e ti rendi conto che la salute è alla base di tutto, è l'unica cosa che veramente alla quale noi dobbiamo tenere. Beh, questo è molto bello sentirtelo dire. Maria Grazia Cucinotta che è in collegamento in diretta con noi. Maria Grazia, posso chiederti che esperienza è stata? Ti abbiamo visto in un bellissimo promo recentemente dove dici buono. Guarda, bisogna supportare, sai che io amo la mia terra, amo la Sicilia e quindi bisogna supportare tutto quello che sono le eccellenze. Sì. Il pescato è una di queste eccellenze e quindi mi sono divertita a girare questo spot dove è vero, quando a noi piace qualcosa diciamo buono è. Il nostro pescato è proprio buono, nel senso che tutto quello che viene dalla nostra terra, e poi tu lo sai, ha un qualcosa in più. Sarà il vulcano, sarà il sole, il mare, che creano questo cerchio magico dove tutto quello che cresce e viene raccolto intorno alla nostra terra è speciale. È bellissimo sentirti dire queste cose. Ma ragazza, tu sei molto legata, appunto, abbiamo sentito alla nostra regione, però la Sicilia cambia, come tutti, no? Come tutti e tutto. Come sta cambiando? Come la trovi cambiata ogni volta che ci ritorni o hai a che fare con cose siciliane? Guarda, ci sono dei piccoli cambiamenti, c'è ancora tantissimo da fare, soprattutto nelle infrastrutture. Arrivare in Sicilia ancora è un po' un incubo, quindi spero veramente, poi adesso con l'aeroporto di Catania chiuso diventa veramente difficoltoso, e per chi vive di turismo come la nostra terra tutto questo diventa un problema. Bisogna agevolare le infrastrutture, bisogna investire molto di più in tutto quello che sono le strade, autostrade, porti, aeroporti, e far arrivare la gente qui, perché una volta che la scopri la Sicilia non la cambi più. Che bello, Senti, ma tu sei, come dire, assistita nelle tue attività di protagonista di film importanti e anche di spot o promo, insomma, dalla tua famiglia, la tua figlia che sta con te vicina, cosa ti dice? Di che vorrà seguire le tue orme? No, assolutamente, in questo momento è a New York, sta facendo uno stage alle Nazioni Unite, si vuole occupare di finanza, comunque non le piace, cioè le piace essere spettatrice, ama la musica, va ai concerti, però ecco, come spettatrice ha deciso nella vita di fare tutt'altro. Sì. E tu sei contenta di questo, non ti dispiace? Io sono contenta di vederla felice. Secondo me un genitore deve far vivere al proprio figlio la propria vita ed essere felice delle proprie scelte, perché comunque a volte imponiamo a loro una vita che appartiene a noi e non a loro, e di conseguenza li rendi infelici. Bisogna vivere della felicità dei propri figli, guidarli e non essere ossessivi, oppressivi. Grazie per queste bellissime parole. Francesco Santacono, tra l'altro, oltre ad avere preparato e scritto questo bellissimo film Destini Avversi, stai preparando una nuova opera, è vero? Di che si tratta? No, è una cosa che è assolutamente diversa. Ho scritto Ci sarà Maria Grazia ancora? No. Anche non lo sa, forse non lo sa. Anche per è già stufato di me. Non per quello, Maria Grazia, non per quello, soltanto perché si tratta di un'opera lirica. Io ho scritto il libretto di un'opera lirica dedicata al faraone Tutankhamon, di cui è ricorso il centenario proprio quest'anno del ritrovamento. In Egitto? In Egitto, sì. Sarà messa in scena entro l'anno, appena sapranno gli egiziani il giorno dell'inaugurazione del Museo Egizio, perché è stata scelta per inaugurare
il Museo Egizio, che poi è il più grande museo del mondo. Sì, bellissimo, è una cosa meravigliosa. Ultimamente se ne parla veramente tantissimo. Poi Francesco, devo dire che è molto preparato e molto attento su tutte queste tematiche, ed è veramente un piacere lavorare con lui, quindi sarà spettacolare. Potremmo a vederti da spettatrici, quindi. Perfetto, benissimo. L'ultima domanda, Maria Grazia, un suggerimento: perché vedere Destini Avversi? Quando lo potremmo fare? Naturalmente all'anteprima è il 25 luglio e poi successivamente quando? A settembre. Maria Grazia. Guarda, è uno specchio, serve a noi genitori per capire che non sempre i nostri figli hanno ragione, perché a volte quando li ami qualcuno dai sempre ragione, e serve per far capire ai nostri figli che la vita va vissuta per la vita e avere rispetto per la vita, e cercare di fargli capire che comunque nella vita devi sempre trovare una strada che non ti porti verso il fallimento o ti porti verso... Si possono sempre cambiare, dagli sbagli puoi sempre rinascere, e l'amore è la base di tutto. Questa è una storia d'amore bellissima, e devo dire che Francesco è stato molto attento a dosare tutti i sentimenti e a far sì che fosse un film vero, dove ci sono delle storie vere che accadono realmente, che appunto ci devono far riflettere e far capire che dagli sbagli si può sempre imparare, come da un film si può sempre imparare qualcosa, ti serve per farti pensare. Grazie, grazie davvero a Maria Grazia Cusinotta in collegamento con noi, grazie a Francesco Santocono. Film importante, avete sentito, Destini Avversi, l'esperienza della sofferenza, della malattia, delle leucemie e dei linfomi, però anche una bella storia d'amore. Destini Avversi, il 25 luglio in anteprima a Catania e poi successivamente nei mesi successivi al cinema, da non perdere. State con noi, tra poco insieme, anzi, andiamola a vedere subito, va? Mi sembri eccitato? Sì, mi vado a fare una vacanza. Dove? All'estero. Vero? Sì. Parti? Sì. Verso dove? Per esempio? Parte della Francia, vicino alla Germania. Quindi proprio fuori Italia, proprio l'estero? Sì. Perché per te, già da Reggio Calabria per te è l'estero. Beh, no, intanto vado io. E come ci vai, scusa? Come ci vai? Cioè, voglio dire, nel momento in cui tu te ne vai all'estero, come ti esprimi, cosa fai? Parlo, il segnale. Tu parli? Ah, perché tu parli le lingue straniere? Perché Ma tu non c'è... Allora, cominciamo da capo. Tu non puoi andare all'estero con la tua lingua. Perché tu per andare all'estero devi cambiare la tua lingua. Cioè, tu ora pensi che io arrivo là, mi prendo la lingua di qualche cristiano e me la metto in bocca. Ah no! Allora, cambia... No, allora, andiamo... Io ci vado con la mia lingua. Sì, ok. Cioè, è una vita che ce l'ho a fare. Anche io ci vado con la mia lingua. Ma siccome tu sei quello che sei, tu per andare all'estero devi cambiare la tua lingua, cioè devi prendere una lingua straniera. Ma neanche per idea, mi metto la lappa e ti metta? La lingua, capisci che stiamo parlando della lingua, no? Cioè la lingua, capisci? La lingua. Che non è qua la lingua. No, nel senso, dico la lingua. Allora, parliamo, grazie. Stiamo parlando ovviamente della stessa cosa, no? Della lingua. Ok, ti faccio un esempio, no? In Sicilia, per esempio a Catania, che cosa si parla? Che lingua si parla? Il cataniano. Il cataniano. Vabbè, siamo in Sicilia, o cataniano. In Sicilia si parla a Catania, si parla il siciliano. Siciliano. In Sicilia si parla il siciliano. Siciliano. Già a Catania c'è l'elefante, vero? In Sicilia si parla il siciliano. Dove questo ano? Che cos'è ano? Il pertusato. No, perché non chiedi? Perché tu devi stare attento a quello che dici. Ano è la desinenza. Abitano all'ano. Desinenza ano. Non ci sono Sicili, case. desinenza ano. Dici dove abiti? Ano. Siciliano. Bravo. In Italia cosa si parla? L'italiano. Siciliano.
era tutta all'ano. Lei dove abita? Quarto piano. Lei settimo piano. Lei terzo piano. Come si chiama il portiere? Scorreggino. In Sicilia si parla siciliano. Parlo della desinenza. La residenza. Desinenza, siciliano, italiano. Oh. All'estero invece cosa si parla? L'esteriano. All'estero si parlano le altre lingue, Totino. No, perché cambia la desinenza. Non ci potevano stare più, c'era troppa puzza. Ma che puzza? Cambia la desinenza. Allora, per esempio, se vai in Francia cosa parlano? In Francia parlano il francese. Ah, residenza A. No! Sì. No! Sì. Residenza ese. No, sei così no. Come dici tu? Cambia la desinenza. No, vabbè. Desinenza ese. Vabbè. Francese. Cambiato caso. Se vai in Inghilterra cosa parlano? Chi sa mai? In Inghilterra si parla l'inglese. Ah, ho capito. Francese. Ho capito. Francese, inglese, perché tu cinese, francese. Perché la desinenza? Ho capito. Se vai in Spagna cosa parlano? Lo spagnese. In Spagna parlano lo spagnolo. Perché tu che hai detto che in Francia parlano un franciolo? Non l'ho capito. Non ne capisci niente. Non ne sai niente. Però lo confondi. Non ne sai. Toti e Totino, domani sera alle 21:30, bellissimo. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa dicono le stelle. Marco Amato, ci sei in diretta? Starà bevendo il suo caffè, eccolo qua, infatti. Buongiorno Sicilia. Buona giornata e buon caffè. Grazie. Allora, oggi ho deciso di parlare di un argomento abbastanza interessante che parte dallo sport. Ho deciso di parlare di due tennisti che sono Djokovic e Alcaraz. Ecco, ha fatto scalpore il fatto che dopo una lunga carriera di vittorie Djokovic ha perso contro un ragazzo molto più giovane, sportivamente parlando, chiaramente, che è appunto Alcaraz. Ecco, gemelli di Djokovic e Toro Alcaraz. Beh, per un astrologo era scontata la vittoria del Toro per due motivi. Perché? Perché il Toro ha con sé Giove come pianeta. Giove, vi ricordo che la vittoria, l'abbondanza, la gloria è l'acquisizione di un titolo. Giove ha un ciclo di circa 10 anni e anche per ricordare che nella vita si vince e si perde ma tutto è un ciclo, che il signor Djokovic 10 anni fa fece la stessa identica cosa con lo stesso Giove, che questa volta non giocò a favore suo ma a favore dell'antagonista, con altri due tennisti che erano Nadal e Federez. Quindi come vedete i cicli di corse e ricorsi storici in successione un po' vichiana rappresentano anche di cicli e moti planetari che hanno il loro significato in questo senso. Vogliamo una vittoria? Beh, è il pianeta Giove che ci deve sorridere. Alcaraz aveva Giove in Toro, quindi ce l'ha fatta per questo motivo. Ma cos'è Giove e perché riguarda la fortuna? Il dio olimpico del fulmine, vi ricordo che ha un grandissimo potere sia decisionale ma sia di accontentare tutte le parti. Ti ricordate in quante cose si trasforma Giove per sedurre i suoi amanti? Aquila per Ganimede, Giovenca per Io, Pioggia d'oro per Danae. Klimt ne fa un bellissimo quadro, come anche sul cigno di Leda. Il mio preferito è la Leda atomica nucleare di Delhi. Ecco, qual è il trucco di Giove? È l'adattabilità. Si vince quando si fa del proprio meglio con i mezzi che si ha a disposizione nel momento in cui noi operiamo. Questo è il trucco gioviano. Vi ricordo che anche a Giove noi siciliani dobbiamo tantissimo, perché Giove rapì, oltre che Io in forma di toro, una bellissima principessa delle coste africane e la trasportò per sottrarla a tutto e tutti proprio sull'isola più vicina, a cui regalò il nome di questa fanciulla. La principessa si chiamava Sicilia.
Ah, hai capito, bellissima. Frutto di un rapimento. Vi auguro una buona giornata. Sotto la vittoria di Giove, che è in Toro e che quindi riguarda bene i segni di terra, Vergine e Capricorno, che sorride moltissimo a quelli d'acqua, Scorpione e Cancro in particolare, che rilanciano sul lavoro, un po' meno i segni di fuoco, chiaramente per analogia, che devono vedersela con investimenti immobiliari ed economia, e gli Arian, che sono un po' meno volatili del solito, quindi sono in ascolto più dei loro doveri per adesso. Benissimo, benissimo. Grazie Marco Amato, come al solito. A voi, buona giornata. Puntualissimo e pungente. Buon caffè, beato te. Angelo, abbiamo ancora un minuto per una notizia? Sì, abbiamo una notizia che, ahimè, ci tocca direttamente. Si parla del caro vita, la classifica stilata stamattina dalla Stampa. Genova è la città al primo posto dove l'inflazione pesa di più, ma vediamo la situazione qual è, perché nelle prime 10 città più care non ci sono città siciliane. Nella seconda parte della classifica ce ne stanno un paio, ad esempio Trapani, c'è anche Caltanissetta, e poi mi piace sottolineare la classifica delle regioni dove la Sicilia è 14esima con un'inflazione al 6,8%. Questa è non c'è da stare felici. Dicono diminuisce, però è bell'alta lo stesso. E volevo anche evidenziare come la frenata del caro energia non basta a raffreddare questi prezzi degli alimentari, perché gli alimentari sono molto cari. Oggi c'è un vertice con Mister Prezzi per contrastare gli aumenti del pane. Molto bene, grazie Angelo Gagliano. Adesso accadde oggi, 19 luglio, una data in cui sono venuti molti fatti storici, anche meno traumatici, della strage di Via D'Amelio, che è un po' al centro della nostra giornata. Ricordiamone alcune. Nel 1553 sale al trono d'Inghilterra Maria I, che cercherà di restaurare lo scisma creato da suo padre Enrico VIII con la Chiesa Cattolica. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Stiamo facendo corsi di storia ormai, e per farlo sarà spietata Maria I con i suoi oppositori, mandandone al patibolo a decine, e per questo è passata alla storia come Maria la Sanguinaria, come si dice in inglese, Bloody Mary. Voi lo conoscete bene, il Bloody Mary. E il 19 luglio è anche una data fondamentale per i diritti delle donne, perché nel 1848 per la prima volta nello stato di New York fu firmata una convenzione sui diritti delle donne. Nel 1903 invece termina il primo Tour de France con la vittoria dell'ostano naturalizzato poi francese Maurice Garin. Questo per lo sport. Ma torniamo ai diritti delle donne. Il 19 luglio del 1919 viene abrogata l'autorizzazione maritale, che vuol dire le donne non dovevano più chiedere il permesso ai mariti se potevano vendere o acquistare una proprietà. Ma ti rendi conto? Meno male, mamma mia. Poi nel 1924 nasceva Libero Grassi, che non dimenticheremo mai. Il suo rifiuto a piegarsi alla logica del pizzo lo ha reso un simbolo della lotta alla mafia. Veramente una persona straordinaria, uno esempio fantastico. Cadevano le bombe come nere il 19 luglio a San Lorenzo, recita una famosa canzone di De Gregori per ricordare il bombardamento del 43 delle forze alleate. Persino il Papa Pio XII accorre per aiutare le vittime. Nel 66 in Inghilterra, durante i mondiali, la nazionale italiana di calcio subisce una delle più cocenti sconfitte della sua storia. Viene eliminata dal torneo dalla Corea del Nord, certo dopo che per la seconda volta consecutiva, oggi non siamo neppure ci siamo qualificati, quella sconfitta appare un po' ridimensionata. 1975, esattamente come oggi, 19 luglio, nasce il primo parco dei divertimenti italiani, che è Gardaland. Guardate lì che bella immagine. Eccolo Nel lì. 1976 alle Olimpiadi di Montreal, a soli 14 anni, la rumena Nadia Comaneci è la prima ginnasta a ottenere il punteggio perfetto, 10, al punto che i display che segnalavano il punteggio scrissero 00 perché non erano previste le 4 cifre. Ma che cosa, guardala lì, è meravigliosa davvero. L'ultima, concludiamo con una nota allegra in tutti i sensi. Il
19 luglio del 1954 è stato pubblicato il primo singolo di un artista che avrebbe fatto parlare molto di sé, l'avete già riconosciuto. La canzone si intitolava That's Alright, mamma, va tutto bene, mamma, va tutto bene. Il cantante era un 19enne della zona lì, dell'area del Mississippi, verso il Golfo, a sud degli States. Il suo nome era Elvis Presley. Noi ci lasciamo con le sue note, ci rivediamo domani e anche noi diciamo con Buongiorno Sicilia, tranquilli, that's alright, mamma.